Crisi economica e calura insopportabile hanno caratterizzato finora questa stagione estiva. Era da oltre 100 anni, dicono gli esperti, che non si registravano queste temperature. Continuando così verrà stracciato anche il 2003, che è stato l'anno più invocato. Caligola in questi giorni ha messo a dura prova la resistenza della gente, anche coloro i quali sono in vacanza, ma da domani, stando a quanto ci dicono gli esperti, sarà ancora peggio. Arriva l'anticiclone più forte di tutti, il settimo. D'altronde il nome è una garanzia, Lucifero. Il Signore degli Inferi ci farà soffrire e boccheggiare, almeno fino a domenica prossima. Insomma, l'ultimo anticiclone rischia di lasciare il segno e proprio per cercare di venire incontro alle esigenze della popolazione agrigentina è stato predisposto un piano anche all'ospedale San Giovanni di Dio, proprio perché con le alte temperature, soprattutto anziani e bambini, possono essere messi a dura prova. Con le temperature alte c'è il rischio anche degli incendi, che già quest'anno hanno causato danni all'ambiente, distruggendo alberi secolari e macchia mediterranea. L'altro fattore che ha condizionato e non poco quest'estate 2012, come detto, è la crisi economica con le famiglie sempre più in difficoltà per via delle numerose tasse, balzelli e aumenti che il governo in carica ha fatto gravare sulle spalle della povera gente. I dati di Confartigianato fotografano la crisi. A partire dal caro mutui, a maggio 2012 il tasso di interesse sui prestiti alle famiglie si attesta al 4,12%. Per pagare gli italiani devono sborsare in media il 30,9% del reddito. Crollo per le compravendite, meno 17,8% e crisi profonda per l'edilizia, meno 97.000 posti di lavoro in tutta la penisola. Nella nostra provincia, che fino a un decennio fa viveva parecchio con il settore edile, questa crisi di lavoro ha messo da parte migliaia di padri di famiglia, non più giovani, che adesso campano alla giornata. Di cantieri aperti nell'Agrigentino manco l'ombra se si esclude quello del raddoppio dell'apporto Empedocle Caltanissetta. Accanto ai numeri di Confartigianato si registrano anche quelli di Adusbef e Federconsumatori, secondo i quali tra IMU, aumenti di tariffe, treni, carburanti, alimentari e libri scolastici, le famiglie italiane si troveranno quest'anno a fare i conti con una stancata da 2.333 euro in più rispetto al 2011. Settembre si avvicina e con esso anche l'inizio dell'anno scolastico, perché a figli in età scolastica sarà il salasso con un aumento di spesa superiore anche al 10% rispetto allo scorso anno. Cosa ci lascerà quest'estate 2012? Di sicuro poche cose belle e moltissimi pensieri.